La città di Menfi è stata nominata città del vino per l'anno 2023, lo ha deciso la stessa associazione che ha esaminato il dossier delle candidature dei comuni di Montespertoli in provincia di Firenze e di Canelli in provincia di Asti. Menfi succede così a Duino Aurisinia in provincia di Trieste. Il passaggio delle consegne avverrà presso il comune di Giuliano nel corso dell'Assemblea Nazionale che si terrà il prossimo 20 novembre al Centro Congressi di Sitriana, nell'ambito della convention di autunno delle città del vino. Intanto sulle notizie arriva il commento del WWF diretto dall'architetto Giuseppe Mazzotta, che afferma come ci sentiamo molto orgogliosi di essere stati presi a modello in occasione della presentazione pubblica di Menfi Città del Vino 2023. È stato dato particolare rilievo al progetto Tartarughe del WWF che qualifica il territorio menfitano nella sua specificità naturalistica, riuscendo a conquistare l'obiettivo delle bandiere blu anche quest'anno, un vino prodotto dai vigneti che affondano le radici nella stessa sabbia dove le mamme tartarughe affidano i loro piccoli alla comunità, sabbia sulla quale matura la vita con le tartarughine che da sotto la sabbia escono dalle uova chiuse e affrontano il futuro lanciandosi nel mare cristallino che benevolmente le accoglie ogni anno, assistite dall'amore che solo i volontari del WWF sanno offrire alla natura. La natura che ci regala ovviamente dei vini preziosi che sanno di mare e di amore. Il WWF ringrazia Menfi e la comunità belicina con Santa Margherita, Montevago, Sambuca di Sicilia, Salapaluta e Contessa Entellina e i suoi cittadini che, confermando l'attitudine al fare, ci ha riservato un ruolo di testimonianza e custodia di un bene chiamato bellezza. Solo la bellezza ovviamente potrà vincere, non è una speranza ma una certezza, afferma Giuseppe Mazzotta del WWF di Sciacca.